Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su FIFA 14 Ultimate Team. Allora raga, oggi avrò di spacchettare un po' di pacchi, vediamo. Abbiamo lavorato solo, abbiamo fatto tante partite per completare la squadra francese. E adesso comincerò anche a riregistrare le partite, per adesso concentriamoci sul calciomercato comendiano e cerchiamo di portare a casa qualche buon giocatore. Andiamo. Voglio cominciare subito bene ragazzi. Cominciamo subito bene ragazzi. Dai, subito anche gente da scambiare, non è un problema. Anche gente da scambiare. Attenzione, cominciamo molto di merda. E vai. Molto bene. Tutto il club, sì. Dai ragazzi. Ho bisogno di un giocatore forte perché, come si dice, almeno lo posso scambiare o se no lo tengo in squadra, se vuole un Falcao, un giocatore così insomma della Liga 1 non sarebbe male. Attenzione, bello. Belli questi. Proprio belli. Molto bene. Riscatto oggetto. Altra merda. Un inizio un po' negativo come il solito. D'altronde il comandone è sempre uno sfigata sta roba. Dai cazzo. Dai un bel Robben che vale tanto. Uno così da vendere. Beh, Cristiano Ronaldo sarebbe un sogno, cazzo. Bene, bello. Molto bene. Molto bene. Sto godendo proprio tanto. Vai. Dai cazzo, uno figo, porca puttana. Uno figo, vogliamo uno figo. Vogliamo uno figo. Porca troma, non c'è niente da fare. Disastrum per adesso, eh. Per adesso disastrum Comendianus. Dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Vai come? Vai come? Sì, vabbè, ma non è mai stata una roba del genere, fioi. Mamma mia che schifo. Mamma mia che schifo. Che cesso, ragazzi. Che cesso. Dai, come? Cazzo, uno forte, porca puttana. Sain e Shaqiri. Ok. Questo è proprio due della Bundes. Due della Bundes. Speriamo di poterli vendere bene. Ok. Però non c'è ancora il pezzo da 90. Noi vogliamo il pezzo da 90. Tanto ragazzi vi ringrazio tutti per i 10.000 iscritti. Siete meravigliosi. Tra poco vediamo di fare un video un po' particolare. Lewandowski! E ragazzi stiamo completando la Bundesliga. Vai di leva. Oh, finalmente qualcosa di un po' più positivo. Qualcosa di un po' più positivo, ragazzi. Finalmente, porca mignotta. Ok. Solo che secondo me questi giocatori, cioè non hanno se li vendi non ti costano tantissimo, purtroppo. Cioè, quello è il problema. Giulio Cesar, ok, dai. Dobbiamo cominciare a trovare gente un po' più forte. Dai, andiamo, dai, andiamo. Dai, cazzo, uno che va a vendere sui 100 almeno. O se no sarebbe bello anche un Gervinho nero che mi serve. O se no gente che mi serve, cazzo. Ecco, bene. Adesso questo è proprio il più bel pacco, forse. Doppione. Scarta. E ciao. Finora è stata come si dice, un sbustamento un po' così. Non super positivo, purtroppo. Non super positivo. Ho pochi giocatori anche da vendere, cazzo. Dai. Ancora, cioè, per la terza volta Marek, cioè veramente è l'ossessione. Ma questo lo possiamo vendere abbastanza bene, dai. Almeno sui 4.000 penso. Però è veramente il giocatore più trovato dal Comendone. Non posso trovare 10 Cristiano Ronaldo, no? Non si può fare così. Dai, figlio, dai, il falco, il falco, il falco. Hummels, ragazzi, mi sto completando la Bundesliga, cioè è pazzesco. Non ci voglio credere, ho la Bundes ormai. Ho la Bundes.
Vediamo cosa fare perché a sto punto possiamo veramente fare la Bundesliga. Qua abbiamo già trovato giocatori. Ah, Hummels è buono. Bene, bene. Dai, sono un po' più contento, insomma. Oh, Onda, fioi. Oh, Pogba, che è doppio. Bene. Allora, metti sul mercato trasferimenti, confronta prezzo, che secondo me trova poco. Beh, 7.000, 3.000, però nessuno lo compra. Nessuno lo compra. Era 6.002 certi. Per queste basi, chiaramente. Vediamo di mettere una cifra accettabile. Dai, muovite però. Cominciamo così, chiaramente cominciamo un po' più alti e poi al massimo abbassiamo, cioè, è da far sempre così. Ok, invia e proviamo. Il grande Paul Pogba. No, 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 no. Ok, tutto al club, tutto al club. Doppione, no. Allora, scarta. E scarta. Molto bene. Dai, cazzo, voglio il pezzo da 90. Finora non è andata malissimo, non posso dire così perché comunque ho trovato un bel po' di giocatori forti della Bundes, tutti del Borussia Dortmund praticamente. Però è chiaro che con un pezzo grosso godi. Nastasic, salta un po' di merda, doppione sto stronzo. Ok, e buttiamo di qua. Devo pensare se fare la Bundes o invece sistemare la Serie A e robe così. Bisogna vedere che se chi trovano nei prossimi pacchetti sarebbe bello trovare, se trovi magari, non so, una Aubameyang nero, così allora è chiaro che ti viene più voglia di fare la Bundes. Podolski, oh tanta, Podolski, Podolski ragazzi. È arrivato anche Podolski. Oppure non so, un bel Ibra, beh Ibra ragazzi. Ibra è duro da vendere, è vero che prendi 1 milione, però Ibra è Ibra, eh. Che bello che sarebbe trovare Ibra, cazzo. Ecco, invece trovi Brewers, cioè, siamo là, insomma, come classe, alla fine te lo godi. Te lo godi alla grande, la la. Ok, adesso vai di Shevchenko Legend, anche se non è ancora dentro ai pacchetti, vai a ricevere un nero, cazzo, un bel nero, una bella carta nera. Niente, queste, adesso cominciano, veramente le carte di merda, ok, e siamo più tranquilli adesso. Quando ci sono le carte di merda mi sento più a casa. Oh, noi vogliamo. Anche Totti Nero, cazzo, un altro bel giocatore, Totti Nero. Dedè, fioi. E arriva Dedè, con Dedè sono più tranquillo. Ma porca mignotta, noi vogliamo grandi campioni. Buono. Almeno uno da vendere bene, cazzo. Bene, bene, bene. Ecco. Oh, il Caie, ragazzi. È il Caie. È il Caie. Vediamo se non si può vendere almeno una cifra decente. Proprio no. Mi fa molto piacere. Che domaroni. I giocatori qua sono già svaluti. Sono certi che sboccio costano milioni, non si capisce il perché. Certi invece che non riesci più a venderli a nessuna cifra. Ok. Ciao Kaya. Metti subito trasferimenti. Ok. Ciao. Param pam pero pom pom pom. Ok. Vai. Vai, trovami Ibra nero, che non esiste. Vai di Ibra. Vai di Ibra. Mamma mia. Niente di eccitante purtroppo. Niente di eccitante. Dai, cazzo, ormai non ne mancano tanti. Non ne mancano tanti. Vai, Kume. Non è andata benissimo neanche questa, però 4.000, questo è buono, dai.
Questo è buono. Si dovrebbero trovare sempre 4000 così, sinceramente. Ok, ciao. La felicità, la felicità. Dai comandone, spacchiamo il culo, la felicità. Lionel Messi adesso. Lo sento che arriva Messi. Fred. È arrivato Fred, ragazzi, cioè, con Fred si gode veramente. Con Fred si gode. Vai. Ok, dai, cazzo, dai. Beh, con Messi e Ronaldo sei a posto per la vita praticamente su sto gioco, eh. Gib, Gibbs, Gibbs. Radu doppio. Radu invincibile. Vediamo per sicurezza, però secondo me costa anche meno di così. Infatti. Mentre la Serie A non vale un cazzo, Dio mio. Non vale proprio niente, purtroppo. Invia, proviamo, se troviamo magari qualcuno che me lo compra, o chissà, non si sa mai. Scarta. Tutto resta nel club e poi ce lo vendiamo con calma. Vai. Io qua me lo sento. Qua arriva la bestia, ragazzi. Qua arriva il bestione. Pronti? Pronti al boato? Pronti al boato? Pronti al boato? Beh, Rondon, ragazzi. Rondon secondo me è un giocatore che lo posso vendere sui 50.000 crediti. Madonna, fioi. Che due coglioni, la felicità. Dai, ragazzi, vogliamo il bestione. Vogliamo il big one. Vogliamo il big one. Sti palloni di merda. Sti palloni del cazzo. Certo che non so come fa la gente a trovare i fenomeni, veramente. Cioè, non ho proprio parole, sinceramente. Baines. 83. Oh, 34. Oh, 5.000. Questa è una cosa buona. Molto, molto buona. Questo sì. E almeno, dai, almeno arrivano soldini e possiamo reinvestirli sul mercato per comprare qualcuno. Il mio obiettivo è Chiello e Balotelli. Adesso vediamo, insomma. Adesso vediamo anche la Bundesliga, perché se vendo quei giocatori là, sicuramente mi posso fare un po' di soldi. Poi, Sam. Sam, vabbè, con Sam, ragazzi, il godimento è triplo. Ok. No, qua ho fatto una cagata, molto bene. Dovevo venderla, invece l'ho inviata alla cassa trasferimenti. Vai come, vai come, vai come. Ecco qua, veramente un disastro. Pochi giocatori decenti. Abbiamo un po' di roba da vendere almeno, dai. Vai. Danilo. Beh, con Danilone si gode. Con Danilone metti sul mercato, no, facciamo scarta, sto qua, i palloni per cortesia. C'è gente che vende i palloni a cifre impossibili, cioè non ho parole. Vai. Dai, cazzo, un bestione, niente, il bestione non arriva. Il big one non arriva. Vice. Doppione. Questo pippone qua. Ciao. E niente, ragazzi, sì, diciamo uno sbustamento buono, ma non incredibile. Purtroppo manca il pezzo da 90 per stare tranquilli, insomma, quello da vendere a tanto, non riusciamo mai a beccarlo, siamo dei sfigati di merda. Che bello, ho vinto la maglia dell'Inter, mi sento più tranquillo adesso. Ok, questo, e qua se vai su quello da 100 trovo il fenomeno. Sì, un raro, cioè vorrei avere un culo devastante, cose che insomma il comandone non ha. Van Buiten, niente proprio oggi, vai di Bundes, Draxler,
Cioè, è pazzesco, veramente. Pazzesco. Ok, raga, abbiamo finito. Non è andata malissimo, secondo me, però poteva andare anche meglio. Adesso vediamo di investire bene i soldi per comprare bei giocatori. Raga, un saluto dal Commendone Veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.